Buongiorno amici di Alla Catalla e Radio Fantastica. Gianfranco Comis vi dà il buongiorno. Ancora Giuseppe Castiglia non è arrivato, ma arriverà a momenti. È brutto vedere quella postazione vuota, non mi piace sta cosa. Peppe, sbrigati che dobbiamo fare Alla Catalla insieme oggi. Sento un po' di freddo, devo dire, sono vestito come se dovessi fare chissà cosa, come se non lo so, sembro una specie di eschimese, non lo so se mi hai visto bene. Tony Etna mi ha proposto un argomento. Sì. Ecco, vogliamo dire che argomento mi hai proposto? L'argomento di oggi di Alla Catalla è: qual è la battuta più bestia che vi hanno mai fatto? Cioè, Carussi si è impossessato dello studio, si è impossessato del microfono di Giuseppe Castiglia. Ora sceglie pure gli argomenti, Da Carussi! sciacallo quale sono, approfitto della Incredibile! mancanza per prendere possesso. Il Non posto di solo Giuseppe- io sì. devo pensare a qualcosa di intelligente da dire, ma devo anche autoriprendermi, devo farmi Sì. selfie con la videocamera, perché non c'è nessuno che mi riprende, quindi per riprendere quello che succede Ma devo questa cosa tenere è la videocamera in fantastica, ci mano. vorrebbe qualcuno che riprende, che dovrebbe riprendere te mentre fai queste cose, no? Sì, cioè, sì. mentre parli, mi dai l'argomento del giorno, ti fai pure i selfie con la telecamera. No, sei troppo scarso, veramente. Cioè, L'ho ascoltato arrivando. Cioè, ma sinceramente, non solo assurdo. uno si attiva perché comunque lui Attiva. non si presenta, È no? attivo, secondo Cioè, me, non è è che passivo. cala all'orario giusto, no? È andata così. Adesso Però, mi spieghi che vuol dire quantomeno- qua. Che ti devo che cos'è spiegare? questa immagine? Che Lo ne dici? sacci? Hanno mandato Se un un'immagine. volano viaggia oltre 400 km orari, non è una battuta, è uno smash. Questa era sottile, però non fa ridere. Abbiamo scelto l'argomento di oggi, la battuta più stupida che avete mai sentito dire dai vostri Mendere amici, meno? dai vostri Ah, conoscenti, e dai io come vostri faccio? colleghi di Scusa, che lavoro. mi sono segnate le tue che gli dici gnogno. Cioè, Ma le come mie faccio sono io? tante, Gioia. Ciao Gianfri, sei grande anche solo firmato da Giovanni, anche solo. Hai visto che Giovanna si stava divertendo anche Giovanna, senza chi di te? capisci, cioè, ma che Grazie capisci? Giovanna, ti mando un bacio. Mua. Chissà dove è ricoverata, pischina, qualche centro di recupero. Può mentale, essere, può sicuro. essere. Sapete perché Massimo è sempre in ritardo? No. Perché tutti dicono venite per le 8, Massimo 8:15. Capito? Questa era veramente stupida, per esempio. Ne vuoi un'altra? Te ne do un'altra. Sì, aspetta. vai. Perché Superman porta i vestiti attillati? Perché porta la S. Che queste sono veramente stupide, eh? Ma il caffè cosa pensa? Non lo so, non si è ancora espresso. Anche questa era molto stupida. No, la cosa triste è che è che lui ride. No, ma non è tanto le È battute. partito con la risata isterica. Cioè, Grande Tony Etna Tony Etna. ride e per giunta istericamente, no? Come disse Michael Jackson, cercherò di essere più chiaro. È Hai liscio capito? proprio, Carusi, veramente. Carusi, siamo in viaggio verso nord per tornare al lavoro, ma non possiamo fare a meno di ascoltare Alla Catalla in streaming per consolarci almeno un po'. Oh, ma dove andate al nord? Verso nord dove? Verso Messina? No, verso nord magari. Più a verso nord di Catania c'è magari Fondaiello. È vero, è più a di nord. Catania. Può essere, no, però secondo me stanno andando proprio a nord-nord-nord. Nord di Putropea? Già il nord di Putropea? C'entra. Tipo Villa San Giovanni? Villa San Giovanni. Magari San Giovanni appunto è nord, Sì, non è che... sì, rispetto a Catania sì. Non lo so. Vai, Lui alza Tony. la mano per parlare, tipo Sì. come si fa a Ho scuola. un quesito. No, lo sapevo io. Sentiamo, Ma aspetta. essere necrofili Aspetta, piglia la pistola, io non è Aspetta. una cosa che viene naturale o bisogna prima farsi le ossa? Vai, avanti, Il Sahara è un deserto e su questo non ci piove. Vabbè, dai, è carina questa. Senti quest'altra, aspetta. Vai. Gommone finisce sugli scogli, cancellati 2 chilometri di costa. Questa era tremenda, veramente. Che No, c'è cicca. Tonietta. Scusa, ma i tuoi genitori sono terroristi? E lei? No, perché? Perché sei una bomba. Questa è Allora, carina. scusa, potrebbe essere magari pasticcere suo pezzo, no? Certo. La bomba non è che per forza Certo, quella, giusto. scusa. Vabbè, va. È morto l'inventore dei CD. Ci dispiace. Scrive. Allora, dopo di noi ci sarà un programma serio, si chiama Diretta di Cronaca e oggi vedrà il suo inizio nella versione pomeridiana. Bene, Diretta di Cronaca, il vostro programma, il programma di approfondimento giornalistico e soprattutto di servizio pubblico. Noi con Giuseppe Costa e Roberto Meliolino parleremo di questioni importanti, sociali, entreremo nel merito di quella che è la notizia. Perché bisogna sintonizzarsi con Radio Fantastica e Diretta di Cronaca? Beh, il motivo è ovviamente essenziale, fondamentale, importante capire che cosa sta succedendo anche dietro le quinte, perché noi parleremo di tutto senza se e senza ma, con Diretta di Cronaca tutti i giorni dalle 14 alle 16.
No, ma si stanno sderubando tutti qua, si stanno scatenando. Pippo 89 addirittura cosa fa una papera assetata nel deserto? Acqua. Carina questa. Salvo Vai. Nitto, allenamento di pallavolo a Belpasso. L'allenatore, ragazzi, battute, si batte Alessio, un uomo entra in un caffè, splash. Battute, capito? Bella questa, vai. Anche la Andiamo nostra avanti. bomboniera, dottore, c'ho tutti i denti gialli, che ci posso mettere? Ma ci mettesse una bella cravatta marò. Ci sta. Ciao ragazzi, la battuta più stupida che abbia mai sentito fu durante l'ora del prof di sistemi. Disse, ragazzi, sapete qual è il colmo per un elicottero? Diventare un elicrudero. No, ti prego, questo è un professore. Era cosa di picchiarla a manati. Ti porto dal preside. Avanti, tu preside. Avanti, tu, giovanotto, perché hai picchiato il professore? Professore, ci dici sta battuta al momento preso. Io preside c'era una coppa, l'altra C'era una coppa chi di si sopra. autosospende Sì, da sì, solo, sì. magari lo preside poi. Arravando, Mi Tonietta, chiedevo, di. ma gli sciatori No. sono i maschi delle sciamucche? Questa faceva ridere però. Capito? Questa era carina. Faceva ridere quando? Questa la faceva Questa coso era carina. Mosè mentre attraversavano il Mar Rosso Certo. con gli ebrei e ci diceva Caruso, vabbè, vi tengo sul morale, sapete quella degli sciatori e gli ebrei, sì, gliela contato 100 volte, basta sta minchiata. Io ho voglia di picchiarti, dai. Questa di. è carina. Dai. Allora, questa. No, aspetta, me le munisciti. segno. No, io ti suggerisco No, anche. me le scrivo, Munisciti Tirugno. di penna. No, ora questo è il Ascolta, momento Tirugno, dopo lancio della mangiato, penna. di coppa di Rugno dopo mangiato, Questa tutto in è una carina, volta, questa è carina. tranquillo, vai. Alessandra Amoroso non sarà mai famosa come suo fratello Trottolino. No, Tonietta la ride e si autorifende da solo È mentre ride, fantastico, non è capito? normale. E poi anche Enzo DJ, anche lui non è Sì. immune alla cosa. Allora, Saro, Trasinza che stai chiudendo, non c'è bisogno, ma stai chiudendo magari qua fuori. Ma Tortona è la città più odiata dai diabetici? Tortona, capito? Anche Cremona, no? Cremona è grandiosa, Vabbè. veramente. No, io come vedete mi astengo da queste battute perché io se non sono buone non le faccio. Quindi. Salvo Nicotra scrive: risolto il mistero degli occhiali senza lenti, gli inquirenti era una montatura. Hai capito? Bella questa. Angela Di Stefano ne ha un'altra. Cosa fa un terrorista in mezzo all'orto? Semina il panico. Hai capito? Secondo il mio modesto parere, sta avvenendo una puntata meravigliosa. Poi non lo so. Citazione di Beethoven. Siete pronti per il concerto? Sì! Non vi sento! Sì! Non vi sento! Vabbè, basta. Devi spiegare che Beethoven era Era sordo. su- vabbè, lo sanno, no? Che Beethoven Diventò era surdo. sordo. Elvira dice: scatola di piselli esplode al supermercato, 47 donne incinte. Ma con chi ti sei fidanzato, Tonietta? La colpa è tua. La colpa Ho è capito. sua, sì. Vabbè, poi stufa scappa di casa, i genitori muoiono di freddo, il più famoso gay russo Andrei coi maschi. Sì. Ecco. Che è? Uomo completamente calvo cade dal balcone. Dopo 10 minuti cadono i capelli. Dopo si scoprì che usava uno shampoo che ritardava la caduta dei capelli. Carussi, io dopo questo posso anche andarmene a casa. Ma se era calvo. Vabbè, va. Vabbè, andiamo avanti. Oh, è morto il signor Mollica, era in Bezzipane. Va bene, questa è sempre l'amica tua, Sei madre di 5 figli, portaci da bere. E lei, scetto, padre di 3. Significa che lui non era un iso, capito? Ma se un australiano compra un nuovo boomerang, come fa a buttare quello vecchio? C'è Carussi, ma è da picchiare veramente. Ma perché non può lasciare un garage un detto morto, un boomerang vecchio, no? Chi in Australia ho detto morto non l'ha, no? Non ho capito. Vabbè. Se due calvi si parlano all'orecchio, sono segreti trapelati. E poi ancora un fungo ad una funga, facciamo l'amore, la funga, porcino. Ecco, poi ancora Batman, a chi applaudiva? Batman. La supposta al missile. Beata tu che vai in cielo. Carussi, Non si si può. lassa auguri, Giuseppe, Non veramente. si può, vabbè. Ma visto c'ha? da qua parla un orecchio chiauto, capito? Sembra ancora più alto così. Vabbè, continuate a Ti scrivere. do No, non l'ultima, siamo in continuate, chiusura, ti do abbiamo finito, l'ultima. Cosa diventa il formaggio dopo un mese? Che diventa? Forgiugno. No, aiuto! Non ho Dai, niente da è il lanciarti. formaggio dopo un mese è forgiugno, questa non fa una Figa, piega. noi andiamo a mangiare? Se magna. Buon pranzo a tutti, alla Ciao! Catalla, ciao! Like a talent's on my mind.